and tear gas against demonstrators. So-and-so and a white fascist. Like they say, you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti. Questa è Te la ridò io, l'America, questo è l'appuntamento settimanale che coinvolge, che riguarda lo stato a stelle strisce dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, con tantissime notizie questa settimana, veramente importanti, con anticipazioni, possiamo dire, con Zuckerberg che se la prende con l'amministrazione Biden per quanto riguarda la gestione del Covid-19, con l'incendio di Los Angeles che avete visto anche nei telegiornali italiani, con la mancata acquisizione per ora da parte di un'azienda giapponese, dell'azienda giapponese della Nippon Steel, per comprare invece la controparte americana, e altre notizie che ora piano piano vi racconterò. Grazie intanto per l'attenzione. Cominciamo subito con l'incendio di Los Angeles, che ancora non ha delle cause precise. Purtroppo avete visto anche le immagini con Donald Trump che se l'è presa giustamente con il governatore e anche con la sindaca di Los Angeles, che non ha eseguito un buon lavoro. Perché? Perché la sindaca nell'ultimo bilancio ha cercato di e ha poi effettivamente anche ridotto il budget destinato al reparto dei pompieri, nonostante l'incendio di Los Angeles non sia un evento isolato negli ultimi anni. Abbiamo anche in questa rubrica riportato più volte incendi purtroppo nella California, essendo anche una zona molto molto calda degli Stati Uniti. La sindaca di Los Angeles, la signora Karen Bass, che tra l'altro ha ridotto il budget quindi per il reparto dei pompieri, cercando di aumentare quello per le persone senza tetto. Come sapete, purtroppo a Los Angeles vi sono milioni di persone che vivono in queste tendopoli, baraccopoli, in questi quartieri dedicati alle persone senza tetto, ma non perché li ha dedicate la città, ma semplicemente perché queste persone ne hanno preso possesso, ovviamente però non risolvendo né l'una né l'altra situazione, e quindi si parla proprio di un fallimento totale da parte della sindaca della città californiana, con tra l'altro il governatore della California, Newsom, che è stato criticato da Donald Trump anche lui, ha cercato di istituire un sito per la raccolta fondi, ma fatto, ovviamente secondo me gravissimo, ha collegato la raccolta fondi a un sito democratico, quindi a un sito del Partito Democratico americano. Quindi il cittadino americano che eventualmente avrebbe poi intenzione di donare fondi, risorse tramite il sito e la piattaforma fornita proprio dal governatore della California, in realtà sta donando prima a un sito democratico che trattiene una commissione, ovviamente, per poi donare i soldi eventualmente forse anche ai poveretti che hanno perso la casa. Per fortuna, diciamo nella sfortuna, i senza tetto che riportavo prima, gli abitanti di Skid Row e delle tante altre zone purtroppo di Los Angeles, perlomeno loro sono stati risparmiati da questo incendio che ha lasciato tantissime case rase al suolo. Non solo i VIP, ma anche persone normali, anche persone, abbiamo visto anche nei telegiornali italiani, persone italiane o con parenti italiani che purtroppo anche loro hanno perso casa, e quindi è un evento grave che ha toccato ogni classe sociale, anche se ovviamente si spera
che poi vengano tutelate dalle varie assicurazioni. E parlando di assicurazioni, ovviamente non può che saltare fuori l'argomento Luigi Mangione, che ricorderete è il ragazzo di 26 anni che ha ucciso, a quanto pare, a quanto sembra, perché lui si dichiara innocente, l'amministratore delegato di United Healthcare, che è l'assicurazione sanitaria più importante in questo momento negli Stati Uniti. A New York, ricorderete poi sotto l'hotel, che è diventata addirittura un'attrazione turistica, una macabra attrazione turistica, e CNN in un articolo addirittura lamenta come questo Luigi Mangione, quindi un criminale, un assassino, ha però ricevuto un forte sostegno da parte della popolazione, anche perché purtroppo le assicurazioni sanitarie negli Stati Uniti sono, uno, molto costose, e due, molte volte rischiano anche di non pagare le cifre pattuite o di aiutare effettivamente i cittadini per quanto riguarda poi la ricezione di farmaci o cure. Quindi parliamo anche di una popolazione che manifestando a favore in realtà di Luigi Mangione non è che manifesta ovviamente a favore dell'omicidio, della sommossa violenta, almeno ci saranno alcuni esagitati, ma la maggioranza della popolazione protesta più che altro per dimostrare, per far vedere che è una situazione non più sostenibile per le tasche dei cittadini americani. Cittadini americani che quindi hanno manifestato con cartelli Free Luigi, addirittura utilizzando il cappello verde del personaggio dei videogiochi Luigi, che quindi ricorda insomma l'indagato, l'imputato, un Luigi Mangione che magari potrà sperare nella soluzione grazie alla giuria, anche se sembra che sia molto improbabile, ovvero negli Stati Uniti la giuria può, nonostante le prove siano contro l'imputato, può comunque considerare l'imputato innocente per quanto riguarda poi questi crimini molto importanti per quanto riguarda la vita sociale americana. È successo con eventi per quanto riguarda tra l'altro la lotta per i diritti civili delle minoranze afroamericane e altri eventi comunque legati alla vita sociale. Quindi parliamo veramente di una possibilità estrema che però potrebbe forse accadere. Altri eventi, è stato arrestato Thaddeus Allen, un uomo che gestiva un traffico di esseri umani per quanto riguarda l'utilizzo, tra l'altro, di donne per scopi sessuali. È stato arrestato, per fortuna, dopo che ha cercato di evadere per dei mesi l'arresto, dopo che è stato, tra l'altro, ammesso all'ospedale. Quindi parliamo per fortuna, nella sfortuna, nel senso che grazie alla registrazione all'ospedale la polizia è riuscita ad arrestare quest'uomo che ha utilizzato ancora una volta quindi immigrati irregolari per scopi molto oscuri. Andiamo avanti con le notizie, con addirittura passiamo soprattutto a quello che è successo negli ultimi giorni con i vari social media. Zuckerberg ha annunciato sui propri social, ricorderete, l'amministratore delegato di Meta, che è l'azienda che possiede WhatsApp, che possiede Instagram, che possiede Facebook e altre aziende che riguardano ad esempio la realtà virtuale. Infatti Zuckerberg per dei mesi, per degli anni addirittura ha cercato di pubblicizzare e di investire tantissimi soldi nella realtà virtuale, in quel multiverso virtuale
che vi avevamo accennato varie volte in questa rubrica. Ovviamente ha perso tantissimi miliardi investendo, forse in maniera cieca, forse in maniera esagerata, in questo universo diciamo virtuale, cercando tra l'altro investimenti, cercando anche di attirare clienti quando ancora si parla del nulla, e forse è anche meglio così. Infatti Zuckerberg e Meta hanno annunciato di aver terminato i programmi per quanto riguarda le minoranze afroamericane e non solo, che si chiamavano DEI. Erano non solo programmi di Meta, ma anche altre aziende avevano questi programmi dedicati proprio all'assunzione di minoranze perché magari discriminate, e per quindi accentuare la loro occupazione. Sono programmi che sono stati sempre criticati da parte dei repubblicani e le altre forze conservatrici, anche perché privilegiavano, a dire dei repubblicani e delle forze conservatrici, diciamo l'etnia, la razza, come addirittura la definiscono negli Stati Uniti, del lavoratore, e non effettivamente la sua situazione socio-economica. Questi programmi, tra l'altro, che quindi hanno fine proprio quando il secondo mandato di Donald Trump sta per cominciare. È una notizia, tra l'altro, che si collega a quello che Mark Zuckerberg ha fatto in questa settimana, ovvero una visita a Donald Trump venerdì alla località in Florida di Donald Trump, per parlare ovviamente del futuro dei social media negli Stati Uniti, che sono comunque un'importante fonte di reddito, un'importante anche fonte di occupazione, e sarà importante anche quello che riguarda la parte politica dei social, perché lo stesso Zuckerberg ha dichiarato che finirà anche il fact-checking per quanto riguarda Meta, per quanto riguarda tutte le piattaforme legate a Meta. Un fact-checking che ha messo in difficoltà più volte l'azienda. Perché? Perché ad esempio durante la pandemia del Covid-19 l'amministrazione Biden chiamava più volte i team dedicati proprio alla supervisione dei fatti, tra virgolette, delle notizie, di quello che veniva pubblicato proprio sui social, perché per cercare di eliminare la disinformazione a dire dell'amministrazione Biden. Quindi un'amministrazione Biden, tra l'altro, che Zuckerberg in questa intervista che ha rilasciato a Joe Rogan, che è il più famoso in questo momento podcaster americano con milioni di visual al giorno, Zuckerberg tra l'altro ha ammesso che la stessa amministrazione Biden era solita anche insultare proprio i componenti dei vari team di Meta. Quindi parliamo di un'amministrazione Biden molto molto aggressiva dietro le quinte. E questa scelta, tra l'altro, di Meta di far finire il fact-checking ha fatto discutere tantissimo, però forse è anche la scelta giusta. Andando avanti, ricorderete anche le dichiarazioni che ha fatto Donald Trump in queste ultime settimane riguardo il Canada e riguardo la Danimarca. Il Canada descritto da Trump come il possibile 51esimo nuovo Stato, e la Danimarca dovrebbe cedere la Groenlandia agli Stati Uniti. Perché? Perché la Groenlandia in realtà ha una forte riserva di risorse minerali che però non sono ancora sfruttate. Probabilmente non è che Donald Trump vuole annettere politicamente parlando il Canada, semplicemente, probabilmente, ci auguriamo semplicemente che sono delle frasi per aumentare l'influenza americana per quanto riguarda il vicino
il vicino Canada e anche la vicina Groenlandia, se ci pensiamo più vicina agli Stati Uniti rispetto che al resto dell'Europa. La Groenlandia, tra l'altro, facendo un piccolo excursus politico per quanto riguarda la Groenlandia, è uno stato legato alla Danimarca che però si autogoverna, in più che sta manifestando più volte, con anche un referendum del 2009, la volontà di ergersi come stato indipendente, quindi sia l'attuale presidente della Groenlandia, che sono circa 57.000 persone, sia la presidente della Danimarca, hanno cercato di mandare poi dei messaggi e di contattare privatamente Donald Trump per cercare anche di instaurare dei rapporti politici e diplomatici. Intanto, intanto il Giappone, nonostante le ultime controversie per quanto riguarda la Nippon Steel, che è l'azienda giapponese che aveva intenzione di comprare la US Steel, che è l'azienda dedicata soprattutto quindi all'acciaio, entrambe sono soprattutto dedicate alla lavorazione dell'acciaio e alla vendita del metallo. La Nippon Steel comunque rimane in attesa perché l'amministrazione Biden non ha totalmente vietato l'acquisto, anche Donald Trump si è espresso contro l'acquisto da parte della Nippon Steel, soprattutto per motivi di difesa, soprattutto per motivi logistici, soprattutto per motivi quindi di sicurezza nazionale. Nonostante quindi il mancato acquisto, il Giappone e anche le Filippine, tra l'altro, sono molto ancora collegate, sono molto legate agli Stati Uniti, anche perché hanno rinnovato l'impegno di collaborare in questi anni proprio per contrastare quello che in questi ultimi giorni, in queste ultime anche rubriche passate, possiamo definire come bullismo politico cinese nell'area del mare delle Filippine, che la Cina vuole rinominare come mare della Cina, anche l'Oceano Indiano vuole in qualche modo denominarlo proprio la potenza asiatica come proprio, e parliamo di un Giappone e Filippine, ma anche Taiwan, che subiscono anche ritorsioni da parte dello Stato cinese, anche militari. Ricorderete l'esempio e l'episodio che abbiamo citato anche in questa rubrica, come l'assalto delle forze militari della marina cinese contro i semplici civili della marina filippina. Quindi parliamo di barche filippine, di pescatori che sono stati assaltati e sono stati intimiditi da parte della marina cinese, proprio perché erano in acque definite proprio dalla marina cinese che appartenevano alla potenza asiatica. Una Cina, tra l'altro, che deve fronteggiare la difficoltà economica della propria moneta, e quindi vedremo anche quello che farà Donald Trump durante la propria presidenza, le eventuali sanzioni. Intanto si farà molto presto la chiamata fra Putin e proprio Donald Trump. Quando si insedierà ufficialmente il 20 gennaio, proprio per innanzitutto discutere delle sanzioni che gli Stati Uniti hanno nei confronti della Russia, ma anche per finire finalmente il conflitto in Ucraina, perché è un conflitto che riguarda gli Stati Uniti, riguarda l'Ucraina, riguarda la Russia, e che sta mettendo in seria difficoltà anche le casse degli Stati Uniti, che sono costretti ogni piccolo intervallo di tempo a donare tanti soldi, tanti armamenti per far fronte a una guerra a loro
lontana, vicina per quanto riguarda la politica internazionale, perché giustamente è una superpotenza che vuole espandere il proprio dominio politico e non in tutto il mondo, ma lontana geograficamente parlando. Andando avanti con le ultime notizie, poi sono costretto a salutarvi. Donald Trump è stato accusato ed è stato giudicato colpevole nella sentenza e nella causa per quanto riguarda gli hash money, per quanto riguarda i soldi donati, possiamo dire così, alla pornostar, che ha accusato Donald Trump di averla pagata con i soldi dedicati alle campagne elettorali. Donald Trump che però ovviamente evita ogni possibile carcerazione, essendo il presidente prossimo degli Stati Uniti, quindi eviterà ogni possibile frequentazione del carcere. E con quest'ultima notizia, il sottoscritto Matteo De Sio vi saluta, vi aspetto la prossima settimana sempre qui